È sempre una grande emozione poter comunicare il progetto politico di Indipendenza Veneta, perché è un progetto politico che per me e anche per tutti gli altri che condividono questo percorso politico è un progetto che viene dal cuore, è un progetto che è molto sentito. Mi aggancio, perché è così sentito, e mi aggancio alle parole e ai dati che ci ha raccontato Antonio, perché da questa situazione infame in cui ci troviamo oggi, cioè questo quadro catastrofico di aziende che chiudono, di dipendenti che non trovano lavoro, di una situazione in cui abbiamo uno Stato che non ha più risorse e continua a creare debito, il motivo per cui restare qui, su questo territorio, e continuare a lavorare qua è perché credo nel progetto politico e credo nella rinascita e nella rifioritura di questo territorio. E se questa sera sono qua con voi stasera è per trasmettervi il mio entusiasmo per questo progetto politico. E ve lo racconto nella maniera più classica che esista per raccontare un progetto. E spero che questo vi aiuti a dare un quadro a cos'è Indipendenza Veneta. E quindi lo faccio nella maniera classica dicendovi chi sono le persone che formano Indipendenza Veneta, perché c'è questo progetto politico, cosa vuole ottenere Indipendenza Veneta, come lo facciamo e quando arriverà l'indipendenza. Quindi le classiche domande, no? Che ci si fa: chi, cosa, come, perché, quando. Allora iniziamo dal chi. Chi sono le persone che formano Indipendenza Veneta? Che così ci riconosciamo, no? Ci capiamo. Indipendenza Veneta è formato da persone normalissime, veneti, persone che sono qui in Veneto, non esclusivamente veneti di nascita veneta, perché c'è uno slogan bellissimo che identifica Indipendenza Veneta, che è: Veneto è chi Veneto fa. Non serve essere di nascita veneti. Il Veneto ha una grandissima cultura da trasmettere alle altre persone. Io sono convinta che ci sono persone che vivono qui in Veneto e che condividono con noi l'amore per questo territorio e riescono a far bene, a lavorare bene, a vivere bene con noi, a capire la nostra cultura, a parlare la nostra lingua e amare questo territorio. Questo è l'importante. Chi ha fondato Indipendenza Veneta? Indipendenza Veneta è fondato da persone che lavorano tutti i giorni, quindi lavorano dalla mattina alla sera e alla sera, al sabato, alla domenica dedicano il loro tempo libero a questo progetto politico. Quindi chi fa parte di Indipendenza Veneta, chi oggi è segretario, presidente o comunque conduce politicamente questo movimento, non è un politico di professione. Non sono politici che hanno careghe, non sono politici che sono eletti in consiglio regionale, nei comuni, che hanno posizioni politiche di rendita. E tantomeno il movimento è finanziato o ottiene finanziamenti o aiuti economici dallo Stato o in altra maniera. Quindi tutto ciò che è pensiero politico, tutto ciò che è attività di Indipendenza Veneta è fatto da persone normalissime, persone che hanno un lavoro, che sono da casalinghi, avvocati, a professori, a dipendenti, operai, persone che lavorano in banca, di qualunque tipo. Perché Indipendenza Veneta? Perché è nato questo progetto politico? Perché tantissime persone in questo periodo non hanno trovato risposta ai problemi, ai tantissimi problemi che abbiamo oggi, le stesse cifre e il quadro che ci ha fatto Antonio. E in questi anni, tutti noi, è da anni che viviamo su promesse politiche che vengono fatte di federalismo, maggiore autonomia, possibilità di lasciare più risorse a questo territorio, possibilità quindi di gestire diversamente questo territorio. Le promesse di federalismo o di autonomia sono promesse false. Chi promette oggi federalismo o autonomia vi racconta una grandissima balla e sa di mentire. Io veramente voglio che questa sera voi capiate perché non è possibile attuare il federalismo, un maggior federalismo o un'autonomia per il Veneto.
E questo lo dico appunto adesso spiegandovi il perché e in maniera molto breve. Federalismo o autonomia? E lo spiego tra l'altro a malincuore, perché io stessa vorrei per questo territorio già oggi la possibilità di avere più risorse qua. Allora, federalismo e autonomia si possono avere con una modifica costituzionale, quindi una modifica della Costituzione dello Stato italiano. Per avere una modifica della Costituzione, signori, servono 2/3 del Parlamento romano. Il Parlamento che è composto da Senato e Camera, cioè 945 parlamentari in tutto. Per una modifica della Costituzione servono 2/3 dei parlamentari, significa 630 parlamentari che votino a favore di lasciare più risorse o maggiore autonomia, maggiore disponibilità al Veneto. In Italia solo 4 regioni danno più risorse di quello che ricevono, vale a dire Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Quindi queste regioni rappresentano 350 parlamentari a Roma. 350 parlamentari non possono cambiare la Costituzione italiana. Servono 630 parlamentari, ce ne sono 350. Chi promette federalismo e autonomia lo fa sapendo che non è possibile attuarlo. Non ci sono i numeri a Roma per poter avere questo tipo di vantaggio oggi. Sono vicoli ciechi. L'indipendenza è un percorso legale, democratico e molto più veloce da ottenere. Questo è il perché è nata Indipendenza Veneta. E adesso passiamo al cosa. Cosa vogliamo ottenere? Appunto, ve l'ho anticipato, l'indipendenza del Veneto. L'indipendenza del Veneto significa creare un nuovo organismo statuale qui in Veneto per governare i Veneti. Ed è un percorso questo legale e democratico che è già stato attuato da altri stati anche qui in Europa. Negli ultimi 20 anni sono nati, signori, diversi stati con questo percorso democratico. Significa delle persone che decidono di organizzarsi in maniera differente e organizzano un referendum che va a sancire la volontà delle persone di far nascere una nuova organizzazione statuale. Per noi una nuova repubblica, una repubblica veneta. Questi referendum sono referendum che sono monitorati da organismi internazionali, come può essere l'ONU, e sono degli eventi che succedono. Cioè, recentemente diversi stati in Europa sono nati con questo percorso, utilizzando proprio questi strumenti giuridici, che sono strumenti giuridici che sono previsti dalle organizzazioni internazionali. Cioè nel mondo ogni anno nascono nuovi stati proprio attraverso dei processi pacifici, democratici, legali. E arriviamo al come. Allora, il come Indipendenza Veneta vuole attuare questo percorso. Come si attua un percorso di indipendenza? Si attua grazie alla forza che il progetto politico ha. Si attua attraverso le persone che partecipano al progetto. Cioè, vedete signori, una nuova organizzazione politica non può nascere senza che le persone che compongono, che vogliono far nascere questa nuova organizzazione, dicano sì, lo vogliamo. È come dire, se io e questa signora domani andiamo e vogliamo costituire una società, andiamo davanti a un notaio e costituiamo una nuova società e quindi esprimiamo una volontà ben chiara. Lo stesso per la nascita di un nuovo Stato, cioè se noi da domani vogliamo organizzarci in maniera differente, perché questo è uno Stato non è un qualcosa che vive al di là della nostra volontà. Uno Stato è un'organizzazione che tutti i giorni ottiene la nostra approvazione per esistere. Noi deleghiamo ogni giorno la nostra volontà politica di essere amministrati, la deleghiamo allo Stato italiano. Ecco, come veneti dobbiamo iniziare a prendere la coscienza di voler fare un percorso diverso e sancire questo percorso. La forza di Indipendenza Veneta, e questo è il come, sta nei veneti che danno appoggio a questo progetto politico
e che sono incredibilmente, e questo noi già ci lavoravamo da molti mesi, questo progetto politico ha il sostegno trasversale di tutti i partiti. Cioè un progetto di questo tipo non è un progetto di sinistra, di destra o di centro, è un progetto che vede un popolo, che vede coese 5 milioni di veneti verso questo progetto politico e quindi trova oggi l'appoggio, la simpatia dei partiti che vanno dalla sinistra alla destra. E questa è la forza che adesso ogni giorno va ad aumentare e a far crescere l'indipendenza veneta sempre di più. Finisco e poi lascerò la parola a Davide e a Gianluca che andranno più nel dettaglio dell'azione politica e dei numeri. Finisco dicendovi il quando. Ecco, su questo, sul quando, vi do una risposta secca. È ora. Ora, signori, si fa l'indipendenza del Veneto. L'indipendenza del Veneto non si delega a domani. L'indipendenza del Veneto è ora, ma ora perché abbiamo sentito la catastrofe in cui siamo. Ora perché io sono stanca ogni giorno di accettare di vivere in uno Stato che fa 157 milioni di euro di debito pubblico. Perché domani, che è martedì, noi ci alzeremo e andremo a lavorare per coprire un buco di 157 milioni di euro ancora. E mercoledì saranno altri 157 milioni di euro. Questo è il governo Monti, un governo molto lodato. È un governo che non riesce a salvare il Titanic Italia. È ora l'indipendenza, perché siamo tutti stanchi di vedere i nostri figli andare a studiare all'estero perché le scuole migliori sono all'estero. Quando qui c'è l'eccellenza della manifattura o del saper lavorare. Perché siamo stanchi di vedere i nostri figli che devono andare a lavorare all'estero, perché qua c'è un sistema non meritocratico e la mancanza di meritocrazia la vediamo da chi lavora nel pubblico, da chi lavora nel privato, in tutte le situazioni. Siamo stanchi di doverci alzare un'ora prima la mattina e tirare avanti fino a sera, lavorare anche al sabato e la domenica perché dobbiamo pagare il 70% di tasse a Roma. Siamo stanchi di dover pagare le cure mediche perché nonostante paghiamo il 70% delle tasse qui non restano ospedali efficienti per poterci curare. Questa è la situazione in cui ci troviamo. E quindi l'indipendenza è ora, perché stare all'interno dell'Italia significa affondare. Perché stare all'interno dell'Italia significa che il prossimo anno io avrò ancora paura ad ottobre per avere un altro alluvione. E credo che nessuno qua vuole continuare a vivere nella paura. Nella paura perché siamo gestiti da una classe politica arruffona, ignorante, mediocre, che non fa altro che svendere il nostro territorio pur di tirare su 2-3 euro di tasse da Roma, quando noi ci sveniamo dalla mattina alla sera. Io voglio la dignità delle persone che lavorano, voglio il rispetto delle persone che lavorano qua. Cioè, voglio uno Stato che sia all'altezza di quanto noi meritiamo. È ora il momento di avere l'indipendenza. Non ce n'è, non possiamo tardare, perché continuare in questa situazione significa continuare ad affondare. E da domani io chiedo a voi domani di smettere di lamentarvi della situazione in cui ci troviamo, perché il lamento non porta da nessuna parte. Perché sentire lamentare dei veneti è una roba che mi rivolta, a parte che mi sembra di sentire dei napoletani, ma non è questo. Io voglio che i veneti sono le persone che si tirano sulle maniche. Ecco, è il tempo di tirarsi su le maniche e di creare noi una nuova organizzazione statuale che è pari alla nostra sensibilità, alla nostra cultura, alla nostra voglia di fare. È questo il momento giusto.